Con i suoi oltre 12.000 volumi fra opuscoli, opere a stampa e manoscritti raccolti dalla metà del Settecento, la Biblioteca Florio dell'Università di Udine, ufficialmente inaugurata il 2 luglio, rappresenta un patrimonio storico-culturale di grande rilievo, fra i più cospicui e preziosi del Friuli Venezia Giulia. Alla cerimonia inaugurale, inserita come evento pre-festival di Conoscenza in Festa, sono intervenuti il rettore dell'Ateneo, Alberto Felice De Toni, e il delegato per le biblioteche e banche dati dell'Università di Udine, Andrea Tilatti. Professor De Toni, l'inaugurazione della Biblioteca Florio è il primo evento in calendario per Conoscenza in Festa. Quale modo migliore per aprire il festival, se pensiamo che i libri sono per eccellenza i custodi e i divulgatori del sapere? Allora abbiamo avuto una bellissima lezione dal professor Godard e tra le tante cose che ha detto che ogni libro è un filo d'Ariana dentro il mondo della conoscenza e quindi in effetti non potevamo cominciarlo meglio. I libri, non dimentichiamo, sono stati bruciati dai nazisti, ricordiamo che i nazionalismi sono gravidi di guerra, mentre i libri e la conoscenza hanno come figlia la tolleranza e quindi avanti con i libri, avanti con la conoscenza. Io dico sempre che la conoscenza è l'unica droga che non dà dipendenza ma libera e quindi siamo molto orgogliosi di questa biblioteca, è il simbolo della conoscenza nel Friuli. Professor Tilatti, che significato ha nell'epoca della digitalizzazione dei testi la valorizzazione e la tutela del patrimonio librario? La valorizzazione e la tutela del patrimonio librario hanno in quest'epoca in cui i testi sono fruibili anche digitalmente un valore fondamentale, nel senso che ci permette di conoscerli, di inserirli in una rete più ampia, di interloquire con utenti che sono anche a grandissima distanza dal luogo dove questi testi sono conservati. Però appunto i testi devono essere conservati e valorizzati nel modo migliore. È quello che stiamo facendo nella Biblioteca Florio, la catalogazione è iniziata. Questa catalogazione ci ha permesso di scoprire numerosi tesori che potrebbero essere valorizzati digitalmente, ma è un'operazione necessaria per arrivare a scoprire quali siano le esigenze e le vere opportunità per questa digitalizzazione. Al taglio del nastro hanno inoltre partecipato l'assessore comunale alla cultura Federico Pirone, l'assessore provinciale all'istruzione Beppino Govetto, la direttrice del Servizio Beni Culturali della Regione Paola Mansi, il presidente della Fondazione Krupp, main sponsor di Conoscenza in Festa, Lionello D'Agostini, Cristiana Compagno, ex rettrice dell'Università di Udine, che durante il suo mandato ha dato l'avvio all'iter burocratico della donazione Maseri, e infine Attilio Maseri, ultimo erede della famiglia Florio e fautore della ricollocazione del patrimonio librario dei Conti Florio nella sua sede originaria. Ha chiuso gli interventi con una lezione in videoconferenza da Roma intitolata Il libro nella storia, Louis Godard, consigliere per la conservazione del patrimonio artistico della Presidenza della Repubblica Italiana. Professoressa Compagno, è stata lei, negli anni del suo mandato in qualità di rettrice, ad aver avviato l'iter burocratico della donazione Maseri. Finalmente il risultato è stato raggiunto. Sì, è stato raggiunto con grande successo, la donazione formalmente è avvenuta il 3 agosto nel 2013 e poi il problema era trasportare la biblioteca da Perseriano all'Università di Udine e la grande sfida era riportarla nella vecchia dimora, cioè in questa grande sala degli atti dove la famiglia Florio aveva appunto questa biblioteca. E quindi davvero gli sforzi successivi per riportarla negli stessi posti in cui 200 anni fa era consegnata è stata davvero un'impresa grande e al rettore De Toni e a tutti i colleghi che hanno lavorato per questo progetto poi successivamente deve andare il ringraziamento di tutti. Professor Maseri, oggi i volumi del Conte Florio fanno ritorno alla loro sede originaria, andando a impreziosire il patrimonio librario dell'Università di Udine. Che significato ha per lei questo momento? Ma il fatto è che questi volumi ritornano a Palazzo Florio, perché tutti i volumi, tutta la biblioteca era stata trasportata nella casa di Perseriano da mia suocera Giuliana Florio, quando Palazzo Florio è diventato sede dell'università e là sono rimasti per 30 anni. Io ho pensato che era giunto il momento di farli tornare a casa per dare una continuità
a questo e per renderli disponibili a tutte le persone interessate a assaggiare come erano le cose nei tempi passati. La Biblioteca Florio si trova oggi al primo piano dell'omonimo palazzo dell'Università di Udine, in vicolo Florio 4, nel salone che storicamente la conteneva e che è conosciuto per aver ospitato nel 1797 il Marchese del Gallo, ambasciatore dell'impero asburgico, responsabile delle trattative con Napoleone Bonaparte che hanno portato alla stipula del Trattato di Campoformio. Il materiale librario è conservato nelle originarie librerie in legno che continueranno così ad accogliere i preziosi volumi. Con la collaborazione di soggetti pubblici e privati, l'impegno futuro è di rendere fruibile anche al pubblico questo patrimonio, garantendone così la conservazione e la valorizzazione.